Bene ragazzi, ciao a tutti dal comandone veneziano, Fioi, siamo nella Super League e siamo contro la Germania, i primi della classe, quelli più forti per questo momento. Ho cambiato un po' le tattiche, che in realtà non le avevo mai fatte, non le ho molte cagate, grazie anche al buon Guccioni. E adesso diciamo che me le sono un po' sistemate, con un possesso palla, un possesso corto, area di attacco al centro, posizionamento flessibile, agitazione a metà, in difesa invece pressing alto, area di contenimento a centrocampo, flessibile, linea difensiva bassa. Nelle avanzate abbiamo tiki-taka la prima, perché comunque giochiamo tanto su passaggi stretti, e la seconda cross al centro se il Comendone o Vieri sono in area. La difesa, la difensiva bassa quando siamo in difficoltà, il gig and pressing, diciamo quella di base. Ok. Vediamo cosa combiniamo. Italy, siamo in Germania, eh? La divisa tedesca è tanta roba, ragazzi. E questa è la seconda, ma mettiamo la prima, guarda che bella, di USA 94. Contro l'Italia. Qua dobbiamo dimostrare di avere le balle. Questo è il match della Super Lega. Attenzione, Baresone, però... Qua siamo messi male. La mettiamo Totto e Del Pierino. Totto e Del Pierino. Ok. Dopo abbiamo Albertini al posto di Gattusino. Bergomi, non lo voglio tenere stavolta Baresi, e Roby Baggio. Noi mettiamo nel secondo tempo. Abbiamo una squadra non molto in forma, siamo contro Klose, Rummenigge, Balla, Cross, Matteus, Deisler, Lam, Hummels, Ta, Klosterman e Neuer. In panca non Müller, Dirov, Klinsmann, ragazzi, non tutti, Riken, Beckenbauer, in panca anche Olli Kahn. Non ho parole, la Germania ha tre squadre praticamente. Andiamo. Germania vs Italy. Dobbiamo accorciare assolutamente, ragazzi, bisogna accorciare a tutti i costi. Bisogna accorciare, punto. Vai! Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe c'è tensione, Beppe. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho vai, la ragazzi, sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle andiamo, che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa qua partita? Senza siamo dubbio contro una squadra forte, ragazzi, contro i primi della classe. Forte nel gioco aereo, bravo con entrambi i piedi, Dai, Buffon, freddissimo sotto porta invio di e Gigi dotato di grande per astuzia ed Francuzzo. esperienza. Vai Buon Paolone, giocatore, non c'è dubbio. Paolone, vede Mancini, L'Italia deve affrontare Mancini per Bobo, dai, svegliati adesso, Sì, Bobo. e questo ovviamente aumenta il rischio di infortuni o affaticamenti per i giocatori. L'allenatore dovrebbe considerare il turnover. Ma stai buono, Klose, stai buono. Zambrotta, di forza. Grande Demetrio, Demetrio dal Mancio. E Mancio sbaglia, passaggio semplice. L'estremo difensore la calcia lunga. Stanno facendo Vorrei muovere capire una molto cosa, verso l'esterno gli attaccanti, Sì, ma io non sono faccio sicuro così. che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Tiki taka, così dovrei averne due. Ok. L'Italia colpisce sempre il bersaglio ultimamente, tanto che segna ininterrottamente da almeno 5 partite. Grazie, vai Paolone. Paolone la mette in centro. Palla al centro. Per nessuno però. Purtroppo tanti giocatori chiave sono fuori forma e sappiamo quanto qua sia importante avere i giocatori in forma. C'è la palla lunga in avanti. Questo è fallo però. Klose. Grandissimo Bergomi, grande Bergomi. Vai Bergomi. Gli hanno impedito di andarsene Cecco. via palla al piede. Mamma mia come gioca la Germania. Il Gioca di portiere rimessa la Germania. Mancini. Ragioniamo. Pirlo. Maldini. Paolone. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. Stai I portieri buono. praticamente Cecco. non sono stati Vai mai chiamati Demetrio. all'intervento. Demetrio, bellissimo per Alex. Ottiene un buon calcio di punizione. Quale punizione? Ma stiamo scherzando? Ma dove? Ma dai. Vabbè ragazzi, ci andiamo a giocare
Ah, Giulia, che passione, allora, dai. Albertini che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Grande. Grandissimo Pirlo. Questo è bello. E che Vieri non è molto in forma per il momento. Dai Vieri. Bobo! Silenzio. Sto zitto. Bobo Vieri. Bobo Vieri l'ha messa. Primo gol. Proprio contro i tedeschi. Mamma Bobo. Pirlo che ha fatto una genialata. Passaggio filtrante perfetto e Bobo di prima. La insacca. Germania 0, Italia 1. Ieri con questa rete ha aperto il conto dei gol Finalmente. per questa stagione. E il risultato si sblocca 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Cambia gioco. Grande Occhio Bobaldo. all'apertura intelligente. Comunque giochiamo meglio con le grandi, questo è poco ma sicuro. Ma li perdiamo, però sul primo tempo mi piace tantissimo. Mancini ancora. Vieri, ma da Paolone. Maldini. Oh, Paolone così però. C'è un'opportunità. Grandi, Bergomi comunque è veramente una bestia. Mancini. Mancini. Ok, per Cecco. A Paolone. Paolone d'oro. Il Mancio. Il Mancio, passaggio delizioso per Alex. Ecco il tiro. Mamma mia del Piero. La porta davvero per pochi centimetri. È uno che non si fa mai pregare. Italia straripante. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Ballack. Ballack coi lupi. Lungo passaggio. Attenzione Deisler. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante. Ma qua qualche Dunque dubbio, rimessa ma va da bene fuori. così. Va bene così, beh. Va bene così. Alex. Niente, non la prende niente del Piero. Mi delude ogni volta. Lam. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio. Bisogna fare anche il secondo, però. Maldini legge bene l'azione, blocca il pallone. Attenzione Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Cross Ottimo deviato dal Paolo. difensore, sarà calcio d'angolo. Stiamo attenti che i tedeschi sono maestri di testa. Ora che dormite Klosterman. Ancora calcio d'angolo. Ancora corner per i teutonici tedeschi. Toni Kroos sceglie tocco corto. Va a cercare il secondo palo. E Francuzzo c'è. Buttala via, va bene. Attenzione Attenzione Vieri. Cosa si è inventato Bobo? Bobo da solo. Bobo. E passa. Non ci credo. Che grande. In palla oggi Bobo. Se Bobo in palla però è devastante. Si è fatto superare. Allontana la minaccia. Albertini. Mamma mia, era bello questo. Ottimo 1-0. La grande delusione purtroppo è Alessandro. Così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo a varie Entra. emozioni, nonostante ci sia un solo Deve entrare veneziano, ragazzi, per fargli vincere la classifica Luca, capo due cannonieri. considerazioni sulla prima frazione di gioco. Si sono fatti infilare in contropiede, un Vai. gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla Due fretta bombe, adesso, tra poco lo togliamo, se vogliono Vieri. entrare in gara. 1-0. Veneziano. all'intervallo. Veneziano, sublime, il Cume entra direttore subito di gara ha dato in maniera via alla devastante. seconda frazione Zambrottino. Veneziano. L'Italia La dà. deve scegliere che strategia. Pirlo. Pirlo. Non ci credo. E fuori di poco a sinistra. Fuori di un soffio di Andreino. 5 tiri a 0, signori. 5 tiri a 0. Italia meravigliosa. Hanno già riconquistato palla. Matteus. Ottimo De Me. Calcio di Ma punizione dov'è il per la fallo? Germania. Ma stiamo scherzando? Cupolotto tedesco, classico cupolotto tedesco. Ottima la pressione difensiva. Toni Kroos. Cerca il compagno libero. Ballack. Riceve Non in so, posizione Ballack. interessante. L'eterno secondo Michele. Zambrotta la recupera da campionissimo. Zambro. Sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci Interieri oggi è molto ispirato. Ora perde perché comunque insomma la velocità non è proprio il suo forte. Andreino. Pirlo. Albertini. Totti la lancia ma Veneziano non capisce. Un Cume un po' così. Mettiamo Roby Baggio.
E mettiamo Gianni Rivera. Ok. Devo continuare così. Sarebbe un furto scandaloso se non la vinciamo. Non ha fatto un tiro la Germania. Buono. Veneziano. Totti. Totti la lancia. Non benissimo. Non benissimo. Albertini. Totti. Cosa fa Totti? Non era per lui. Ballack. Perché stiamo pressando bene, però stiamo pressando molto bene per il momento. Brutto fallo. L'arbitro va comunque. Ma stai calmo, ma stai buono. Hummels. Grande Rivera, subito entra la grande Gianni. Per Veneziano, che sappiamo che i passaggi non sono il suo forte. Recuperano il possesso del pallone. Rivera lancia Baggio. Lungo, Ogni tanto ci facciamo ingolosire da queste ripartenze veloci. Grande Mancini. Mancini per Roby. Roby. No, Roby no. Non mi puoi fare sti errori però, Roby. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Speriamo bene. Errore molto pesante questo di Umberto Baggio, perché non è Roberto ma è Umberto quando sbaglia. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mancini comunque è veramente un'Italia come contro il Brasile straripante, solo che con il Brasile abbiamo fatti 4, però la partita è ancora, diciamo, in equilibrio. Toni Kroos. Guarda come gioca la Germania, tutta così gioca. Bello. Rivera comunque palla al piede devastante. Si è fatto trovare pronto. La difesa ottimo. Sto pressing comunque c'è. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Teisler. Germania sembra voler fare le cose con calma. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Mancini. Fallo, ma è fallo. Cazzo, 6 minuti mancano. Non possiamo prenderlo adesso. Bergomi per il Cume. Il Cume lentissimo, il Cume. Non adesso. Addirittura secondi e sarà finita. Bravo Cume. Mancini. La tiene. Baggio. La perde. Lo butta giù Pirlo in maniera anche pesante. Dai che voglio vincere a casa dei tedeschi. Ammonito Pirlo. Entra Klinsmann, spero troppo tardi. Jürgen, attenzione a Jürgen. No, adesso. Non adesso. Mamma mia. Tutto bello, ma la conclusione non sofferenze, fiori. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Tutta in avanti la Germania, in difesa noi. Fischia e yes, si vince, accorciamo sui tedeschi. Bobo Vieri proprio quando serve si sblocca. Dominato comunque. Dominato proprio. E accorciamo bene, siamo terzi adesso. A 5 punti dalla capolista Germania. Danimarca seconda, incredibile. Norvegia quarta. Le big sono indietrissimo. Forse quella più in crisi è il Belgio tra le forti. Ma anche il Brasile settimo. L'Argentina di Maradona 11ª. Crisi nera, crisi nera. Italia Ucraina, siamo contro Sheva. Speriamo. Shevchenko non gioca. Attenzione. Attenzione, stavo sempre Italia Ucraina del 2006, le stesse mani. Shevchenko in panca, forse è infortunato. In panchina, pazzesco, per quello non segna tantissimo. C'è il più forte in panchina, bellissimo. Qua la difesa c'è, sono tutti bene sinceramente. Del Piero non mi convince. Vieri voglio dargli ancora fiducia. Io terrei questa sinceramente. È la squadra che mi dà più affidamento. Ma vedere Shevchenko in panchina è una cagata di proporzioni bibliche.
Meglio per noi. Dobbiamo continuare adesso il momento favorevole e portare a casa altri 3 punti, Salve e benvenuti amici. Vai. Parlo da un luogo dove si respira e si vive calcio. Aspetta, sempre questa cosa però. Giorni all'anno. Qui il calcio è molto più che uno sport. È un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento per la verità è il grigio delle nubi. Vedremo se porteranno pioggia. Vai. Se lo faranno, il risultato di questo incontro potrebbe diventare ancora più Ci imprevedibile parte. di quanto non sia già. Paolo, Rivera, Pirlo. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Pirlo ha fatto la pirlata. La partita è già cominciata. Pirlo bellissimo però qua. Il Veneziano. calcio di oggi è molto diverso rispetto a quello che si giocava anche solo 10 anni fa. Bobaldo per Zambro, mettila in mezzo, Zambro, niente da fare. Non si affida alla velocità, ma fa viaggiare velocemente il pallone, con precisione chirurgica. Ha soltanto bisogno di avere il pallone tra i piedi per creare magia. E i suoi compagni là davanti lo sanno bene. Baresi. Hanno già riconquistato palla. Bobo. Però pretendere queste cose da Vieri mi sembra un po' È un buon eccessivo. momento dal punto di vista offensivo. Ha sempre segnato nelle ultime 5 partite. Prova a velocizzare il Quella gioco senza con la Sheva è abbastanza verticalizzazione. ridicola. Cerebro, per carità. Recupera palla Alla con coppia un ottimo Rebro-Sheva. intervento. Gattuso. Non facciamo... Ma perché giochiamo meglio con le big? Perché? Partita un po' sonnolenta finora. Ma stai buono. L'Italia ha portato a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha faticato non poco. Ma per cosa superare dici che abbiamo l'avversario. dominato? Un avversario Attenzione che avrà Baresi. mollato fino alla fine. Baresi per Avanzare Paolo. l'azione sulla fascia. Non ha Attenzione avuto Veneziano! attenzione al tiro. Mamma mia, gol di rapina! Solito gol di rapina del Cume! Boom boom! 1-0. Doveva solo appoggiarla in porta. Venezia, questi sono i gol del Cume, signori. Questi sono i gol del Cume. Eccoli qua i gol del Cume. Classico gol veneziano proprio. Molto meglio. Tic. Ed è gol 1-0. 1-0 dunque. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Il Cume punisce. Probabilmente questa azione poteva essere Gattusino. meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, il campo è un'altra cosa. Di Gattuso che sappiamo che non ha nel passaggio la sua arma di seduzione migliore. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Riceve un pallone interessante. Cross in mezzo. Bravo. Passaggio intercettato. Mancio. E il Mancio fa l'ennesimo errore. Oggi non mi sta piacendo Mancini. La palla viene rigiocata verso l'interno. Il direttore di Come gara fai a interrompe fischiare l'azione. sti falli? Si Ma ripartirà come con un fai? calcio da fermo. Ecco, godo. E sbaglia completamente il suggerimento. Godo. Rivera. Giochiamo con Pirlo. calma, siamo in vantaggio. Gattuso. Veneziano, colpo da Vieri. maestro per Ancora Bobaldo. fuori dall'area. Veneziano lancia Riceve ancora la per palla. Vieri. Vieri la passa a Zambro. Può crossare in aria. Palla Zambro, in mezzo. Rivera! No, Mancini! Mancini! Sono già scappati via. Avversario 2-0 Italia. Signori, Italia devastante. Il Mancio l'ha messa. È venuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene. Deluso fino a un secondo prima mi segna. Gran Questo colpo è il di Cume, testa. signori. This is Cume. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Mamma mia che Italia. In questo momento è veramente una grandissima Italia. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ringrazio che per le tattiche che comunque servono, anche sulle Football Manager servono. Pirlo, fallo su Pirlo. Ma non me ne fischia uno però. Veneziano Ieri per Bobo. l'Italia che prende subito il possesso Paolone. Paolone d'oro Maldini. Il Mancio. Il Mancio, ma l'ha fermato da blocchi in maniera oscena. Gyusin. Campionato bellissimo, una Superlega incredibile. L'avversario ha avuto meglio. Azione fallosa, nessun dubbio. Strano. Fabio, un fallo totalmente inutile
e mi pare ammonito. Vabbè, mi pare, mi sembra corretto. Baresi, si fa anticipare, stranissimo. Francuzzo per Gianni. Vai Gianni. La palla non è passata, No, Gianni, i nostri errori però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Mancio. Vedi Rivera. Ieri però è tanto lento. Contro tutta questa gente forte è difficile. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è la palla lunga in avanti. 2-0 per l'Italia, primo tempo meraviglioso. Può bastare per questo primo tempo. Luca, le due considerazioni sulla prima. Esce Bovaldo, entra Super Pippo. Una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. Mettiamo Dino Baggio che è ammonito, non rischiamo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Mancini di testa. Il Cuba. Oh, attenzione, entra lui. Partiti. Vento di passioni, Andriy Shevchenko. Andiamo so cazzo. Rakischi prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Pippo veneziano, coppia strepitosa. Pippo con i dribbling, no, Niente da fare, non passa. Perché me le fischia tutte? Perché? Scorretto, Perché? sanzionato dall'arbitro. Italia in questo momento devastante. Pippo vede veneziano, è lento Scodella in purtroppo. avanti. Kelicenko, Sheva. Shevchenko, Baresi di forza. Attenzione Andrei. Shevchenko. E subito punisce Sheva. Incredibile. Sono entrati in campo con un altro passo. Shevchenko punisce subito. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua. Meno male che l'ha messo calcistica. subito, però stare Smarcamento attenti, e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E ha avuto subito un grande impatto sul. Scusate un attimo. Cari. Problemi Come è tecnici. entrato in partita. No, È stato no. un cambio veramente azzeccato. No, non ci credo per cambiare la cosa, no. Shevchenko, nulla da fare per il portiere, un gol bellissimo, un tiro eccezionale. Ecco il pareggio. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Shevchenko, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Mamma mia, che gol di Andrei. Cambia tutto in un minuto. Entra Sheva, doppietta. Baggio, ti prego, mamma mia. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Roberto Baggio avrà il compito di creare occasioni in profondità sì. con le sue doti di uomo arco. Se non riusciamo a portare a casa la vittoria da 2-0 dominando, è pesante. Incredibile, I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente Pippo. cercheranno di approfittare per aumentare il Veneziano, loro bottino. l'Italia è distrutta da questo pari, incredibile. Ci hanno fatto un regalo loro, l'abbiamo fatto anche noi. Nello scontro di forza. Shevchenko devastante. Secondo gol da campione assoluto, fenomeno. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è Veneziano. mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Bravo Pippo. Pirlo. Non stare tranquilli, possiamo farcela tranquillamente, Baldini. Veneziano! Su assist di Pippo, il Cume. Doppietta del Cume, doppietta di Sheva. Meraviglioso. Bellissima azione, gli avversari non hanno Azione strepitosa, di calma, Paolone. Pippo ha fatto una cosa incredibile, il veneziano di prima mette un gol meraviglioso. Adesso conducono 3-2. solo con un gol di scambio. Partita bellissima qui all'Olimpico. Il risultato è davvero l'arma in più di questa squadra. Veneziano quanto mai ispirato, ma Pippo grande assist anche. Pippo fa sempre robe però, Vince il duello fisico. Nesta. Il pallone.
Pirlo. Andrea prova a lanciarla, era difficilissima. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. 72esimo, dovevamo tenerla, raga, dovevamo tenerla a tutti i costi. Mamma mia, Baresi. Baresi è qualcosa di vergognoso da quanto è forte Pippo. Pippo, la perde anche Pippo. E trova il compagno. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Mamma mia, che sofferenza, signori, che sofferenza. Attenzione, Sceva la prende, ma c'è Baresi, signori. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi Pippo, qualche rischio Pippo. anche i difensori per accompagnare Tiene la palla manovra. Pippo, tiene palla Pippo. Elegante. Bravo Pippo, fa quello che ha sempre fatto dovunque, ovunque. Pippo, era bravissimo con le La mani. difesa adesso sta lavorando un po' meglio. 10 minuti più recupero. Lungo passaggio in avanti. Non dormiamo. Ritriamo un po' Gattuso. A questo punto del Nesta. match non possono restare Zambrottino, nella loro metà campo. non perderla, bravo Zambrottino. Pur senza Zambrottino per sbilanciarsi Baggio. Baggio, Pippo. Pronto al tiro. Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminato. troppo. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Teniamo duro, raga, Sono quasi teniamo alla fine, duro. devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Scodella in avanti. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Porca miseria. Eccola. Ammonito anche Nesta a te. Ma adesso dà anche il giallo. Attenti ragazzi, del Kuma che tu difendi tutti in difesa. Opta per il lancio lungo. No! Prova a Gol tagliare sul gol. secondo palo. Mamma mia. Mettiamola su. Direi che adesso Buttala è su il Dino. recupero. Buttala su Dino Pippo. Prova con la Non riesce a palla prenderla. Fischia che è finita. No, lunga. no. Passa. È finita. Sulla Guarda che fascia. è finita. Gol gol Ecco gol. che parte il cross. Mamma mia. Nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Ma cosa fa? Mamma fa. C'è il cross. Si va a vincere con il cagatone finale. Dice che può bastare. Sono Sceva non riusciti basta. a L'Italia vince ancora, È ragazzi. stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però L'Italia vince ancora. Andiamo a farci la terza. Di questa gara. E la Germania crolla con la Danimarca, ragazzi. Siamo là 23-21, ragazzi. Che campionato. La Danimarca, ragazzi, che abbiamo battuto, devastante. Mamma mia. Spagna-Italia, partita insidiosissima. Contro le Furie Rosse. Ok. Vieri molto in forma. Però abbiamo Dino Baggio alla grande. Gattusino lo togliamo, mettiamo Albertini. Bergo, mi diamo un po' di riposo. Diamo un po' di riposo a tutti. Del Piero c'è, Vieri in forma, però merita Pippo ancora, perché Pippo, ragazzi, una roba grande, super Pippo. E niente, ci siamo. Siamo contro l'Espagna. Scusate, messaggino in diretta. Buonasera e ben sintonizzati. Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo Vai a Santiago Bernabéu, vabbè. Le previsioni E si danno va. un cielo nuvoloso, Spagna-Italia. rovesci di pioggia nel corso delle prossime 2 ore. In ogni E mi sono caso, dimenticato tutto ciò ancora. Non sembra aver scoraggiato i sostenitori delle due squadre, accorsi in massa allo stadio per trascinare i giocatori in campo. Prepariamoci quindi ad assistere a un grande spettacolo. Sì, Spagna, ma ci siamo a -2, abbiamo recuperato 6 punti alla Germania in 2 partite. Prima Germania e Danimarca adesso. Rivera. Luca, secondo te chi può fare Pirlo. la differenza oggi? Fabregas.
Sembra avere una sorta di sesto senso che gli consente di prevedere Pippo doveva essere forse l'attaccante meno forte dell'8, invece quasi come fosse un Pippo direttore d'orchestra. Ha un grande è uno dei senso migliori, incredibile. Però Vieri ci ha regalato una vittoria pesante con la Germania, non dimentichiamolo, Bergomi. Bella, guarda che davvero serie di una bella serie passaggi. di passaggi questa. Pippo in offside, strano. No, niente, è finito in fuorigioco. Canizares, il pazzo. Non c'è Casillas, Il portiere la spedisce su. C'è che Gaizcone Mendieta, signore, attenzione. L'Italia può contare sul reparto d'attacco che raramente sbaglia. Viglia, Nelle ultime 5 Tristan, partite sono sempre andati in Tristan, mamma mia. Non c'è neanche Raul, Il dove portiere ha cazzo reagito è proprio Raul? bene su quel pallone, era molto pericoloso. Ah no, c'è Raul, ok. Ruben Baraka. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mamma E c'è mia, una Rivera palla per di- veneziano che è lento, è lento, è lento. Puyol Ha recupera portato bene. scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Raul Blanco. Ci mette fallo, nessun dubbio. Mamma mia, che nervi. Palleggio, tecnica e controllo del gioco gestiti molto bene. Il tiki-taka, reso famoso dal calcio spagnolo, è andato molto di moda in questi anni. L'idea è che si Ferma l'azione in Mamma modo mia, falloso. Pirlo fa falli a nastro. Con un calcio di punizione con gli avversari. Ancora ammonito Pirlo, ma è presto, Adesso inevitabile, cazzolina. arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Mendieta. Viglia. Viglia. C'è tiro. Mamma mia, palo osceno di Viglia, che culo. lo hanno marcato molto bene. Mamma non che si è palo, potuto Dino. liberare. Poi Dino Baggio, altro giocatore fondamentale per questa Italia. Dino Baggio, vede molto bene Pippo. Vai Pippo. Pippo mi alta tensione. Pippo. Prova a tagliare sul secondo palo. Rivera. Geniale Rivera per Albertini. Ma no. Ma no, cosa aveva fatto Gianni però. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì. Brutto errore di Demetrio. Bergomi. Non si possono fare questi errori però a sti livelli. E ancora Rivera comunque è Cerca un una mostro. soluzione con la palla lunga. È un mostro. Cosa fa? Dorme qua. Riceve il passaggio. Un po' di casino. Pirlo. La Spagna è reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta Ancora dal Rivera. Nel Un po' calcio è frettoloso qua. inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. Mamma mia, la Spagna, questo In gioco effetti, però, maledetto. non condivido alcune delle decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima gara, soprattutto per quanto riguarda l'assetto tattico. Bravo, dai. Zambrotta. Ragioniamo. Bergomi. Pirlo. Lento. Pirlo ma grande. Cosa dopo sbaglia. Nesta. Nesta se ne va molto bene Rivera. Rivera Gianni. Rivera Gianni. Vai Gianni. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Peccato. Non stavolta però. 35 minuti, partita collosissima. Partita collosissima al Bernabeu. Dino. Dino vede ancora Pippo. Grande movimento. Pippo prova il cross. Cosa c'è? Veneziano non può arrivarsi. Pippo non è capace a crossare, ragazzi. Pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Palla allontanata senza Zambro. Pirlo. Dino Baggio. Albertini. Ancora tiro osceno di Il Demetrio. portiere non ha Mamma dovuto mia. intervenire su questa conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Ruben Barak. Sergio Ramos. Puyol. Palla giocata in verticale. Zambrottina è Vediamo se il tua. lancio arriva a destinazione. Ok. È occasione Stiamo persa, giocando bene questa, però, sbagliato l'ultimo Ancora passaggio. Pirlo, bellissima Al per centro Pippo. c'è sempre meno spazio, bisogna essere Veneziano la dà precisi molto e bene a veloci nel Zambro. passaggio. Zambro si distende. Veneziano non riesce a recuperarla. Sì. Albertini. Non facciamo tirare più Albertini, che ragazzi. Dino Baggio. Dino Baggio dribbla bene Dino. Contrasto irregolare, dunque Fallo calcio di Pippo. punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Fallo di Pippo.
La Spagna purtroppo tiene bene il campo. portiere la caccia lontano. 0-0. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due Danimarca squadre grande riesce a rivelazione toccare finora. l'avversario. Sarà Ci l'avevamo interessante battuta la seguire prima. l'evoluzione della gara nella seconda parte. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. No, beh. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Grande super. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. E oggi veneziano in Si grossissima riprende per il difficoltà. secondo tempo. E dopo l'intervallo il Esce il punteggio è Cume. ancora fermo sullo 0-0. Entra Bobo, Vieri. Mettiamo Vieri e Totti. Ok. E al posto di Rivera Riva. Mettiamo due attaccanti diciamo più pesanti, però Del Piero proprio non mi convince. Anche Baggio non mi sta deludendo. L'Italia ha portato a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha faticato non poco per superare l'avversario. Un avversario che non ha mollato fino alla fine. Dai ragazzi, pressiamoli. Paolo. Paolo, bellissimo Paolo. Per Rivera. Veneziano. Niente. Murati. Catenaccio spagnolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Maldini. Maldini. Dino. Pirlo. La gioca Bravo a sinistra. Pirlo, Dino. Palla di nuovo verso il centro. Veneziano sbaglia tutto. Come inguardabile oggi. Dopo la doppietta con l'Ucraina. Mostrano un buon controllo del gioco. No, non la Si avvicina beffa. alla porta. No, la beffa. Fallo. Qua rischiamo il rosso. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Speriamo di no. Sembra che l'arbitro Meno male. E sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Evidentemente non trova Meno giusto il male. cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare Mendieta. anche le parole. Mamma mia, grande Gigi. Portiere. Grande Il gol Gigione. è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. La Spagna sta venendo un po' fuori, eh. Riva, prova a lanciare Vieri, ma un po' impossibile. Iniesta. Dai, Alza la palla Pupone. in profondità verso un compagno. Siamo Capdevila. Zambro. Demetrio. Bertini. Grande Cecco. Cecco, numero di Cecco. Numero di Cecco. Numero di Cecco. E via di sbaglio. Adesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Non Che ha sbagliato brutto nulla. errore di Bobo. L'estremo difensore ha mantenuto Pirlo. la calma e ha reagito. Totti! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, Incredibile. ma ha spaventato non poco gli avversari. Incredibile. Iniesta, che nell'ultima gara è partito titolare. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Viene, ma si è mangiato un gol. Totti. Totti. Avanza Totti. deciso. Mamma mia, missile terra area di Francesco. Peccato. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione, Pirlo. ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Non ci C'è il credo. colpo di testa. Riva, peccato. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Ora si è mangiato Vieri. Stiamo dominando. Totti. Ieri. Vieri, Totti. Totti. Totti! Il Pupone 1-0 finalmente, meritatissimo. Grande Rubata Pupo. palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un Mamma mia, contropiede che portato in maniera gol. perfetta. Gol proprio alla Totti. Totti con questa rete ha aperto il conto dei gol. Vieri, bellissimo assist. E Totti mira un missile terrale. Nulla da fare per canesare. Se entra Xavi, esce Xavi Mendieta. avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. E il risultato si sblocca 1-0. Bisogna tenerla anche questa, ragazzi. Bisogna tenerla. La partita rimane aperta. Diglia. La difesa è invalicabile. Molto bene. Pirlo. Devono pareggiare No. e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Passaggio sulla destra. Prova a scavalcare la difesa. Grande con il Buffon. pallone.
questo punto del match non possono No, restare però sto nella regalo. loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. E ora deve concludere. No! Occhio. Iniesta. Sicuri in fase di palleggio. Stiamo Decide di sfruttare soffrendo, la si fascia. soffre. Bel gesto tecnico. Ottima la pressione difensiva. Calcio di punizione per la Spagna. Mamma mia, ha rischiato proprio l'espulsione. Pirlo non è più in campo e ora i suoi compagni No, devono farcela rosso. senza di lui. Rosso per Pirlo. Meglio in questa circolazione mancano della 5 palla. minuti, siamo Non in hanno più 10. tanto tempo per rimediare. La Spagna sta attaccando adesso. Calcio di punizione per la Spagna. Partita va in rissa su Tristan contro Bergomi. Veramente falloso. E siamo in 9. Perché era ammonito. Mamma mia, Infatti siamo in 9, ragazzi. Ma che ingenuità, che Partita drammatica adesso, drammatica. Qui c'è troppo Adesso rischiamo di nervosismo. perdere, Giudice di gara pareggiare deve almeno. imporre l'ordine. Xavi. Mamma mia. Siamo in 9. Tutti in difesa, raga. Buffon, bravissimo. Il portiere. Vinciamolo in maniera eroica, Forse ragazzi. l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Spagna che adesso tutto sul gruppo si è svegliata. Tentativo Calma. molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Calma. Soltanto Paolo, non pochi secondi perderla. adesso. L'Italia deve resistere ancora qualche istante. Bravi, dai. Buttiamola su. Bravissimo Paolo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Grande Paolo. Grande Nesta. Nesta, la tempesta perfetta. Non Sergio così. Ramos. Sì. Finisce E si vince così. in 9, si vince in 9. Una bella vittoria, davvero Grande Totti, fondamentale grazie per il futuro. Francesco. Magari Grazie, non spettacolari Francesco. come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa. Ma 3 vittorie pesantissime, raga. 3 vittorie pesantissime. La Germania pareggia ancora. Mamma mia, crollo tedesco. Siamo 26 Danimarca, 24 Italia, Germania 24. Recuperati 8 punti la Germania. Francia 20 in ripresa. Mamma mia, il Brasile indietro, bellissimo. Il miglior attacco c'era la Germania. La miglior difesa, la Danimarca. Andiamo a vedere classifica gol e assist. E saremo anche l'Olanda. Database, info competizione, assist man. Primo Toni Kroos, poi Pavel Nedved, recover blocking, Modric, il primo nostro è Francesco Totti, però con 4 assist. Totti forse merita più Vieri 3, incredibile. Classifica goals. Veneziano, Birofem, Roy Mackay a 7. Poi c'è Romario 6, Sonk del Belgio 6, Klose 6, 5, Iken 5. Tanta Germania, Holland, Ibra, Shevchenko a 5, Nord al 4 e poi via via tutti gli altri. Raga, un saluto dal Queen del Veneziano. Ciao!